la loro volontà. E però venivano ospitati in questi appartamenti e quindi abbiamo accertato in un modo veramente poco gradevole, perché erano stipati in poche stanze. Queste indagini hanno consentito di accertare che almeno 9 appartamenti sono stati utilizzati per ospitare questi cittadini somali che poi, dietro il pagamento di ulteriori somme che provenivano dai loro parenti lontani, potevano poi proseguire nel viaggio in Italia o in altri paesi del nord Europa. Un fenomeno che sottolineavate prima cresce sempre di più o impressionante? Beh, è un fenomeno che sicuramente non accende a diminuire, se noi consideriamo che sono due continenti che intendono spostarsi dall'Africa e dall'Asia, soprattutto nelle zone più povere dell'Africa, e dunque è un fenomeno che sicuramente è in crescita e vede impegnate la Procura della Repubblica e le forze di polizia su questo fronte, che si aggiunge a tutti gli altri impegni nel contrasto alla criminalità e a ogni altra forma di illegalità. Ma è importante colpire questi trafficanti che sfruttando situazioni di bisogno, situazioni di estrema necessità di questi soggetti, di questi ispettorati che si allontanano dai loro paesi e comunque ulteriormente non solo sul primo tratto del viaggio ma poi sugli ulteriori spostamenti. Se noi consideriamo che alcuni nostri connazionali, alcuni cittadini italiani hanno messo a disposizione le loro autovetture per gli spostamenti o appartamenti presi in affitto appunto per ospitare tutti questi soggetti, e consideriamo che sono molte le persone che lucrano su queste sventure.